Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Ciao Natalia, grazie, buon lavoro. Ebbene sì, io ho il 45 giri di questo pezzo. Jackie James, Non ballo più, anno di grazia 1977, questo troneggiava nel leggendario Jukebox giù da mia zia Santina. Ebbene sì, e questo pezzo è, diciamo così, trabarcato, per usare un'espressione degna del vernacoliere, nella mia personale raccolta di 45 giri. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Noi invece continuiamo a ballare, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1132 di oggi, giovedì 12 di febbraio dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 0292947222 per il telefono quando lo dirò io. Invece potete già mandare le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi al 340 670 9659. Cominciamo così, lanciatissimi al ritmo di disco music questa puntata del giovedì, e andiamo già con diritto e rovescio di lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi. Vai pure Natalia.
Si imparano sempre parole nuove per cercare di descrivere situazioni diverse. L'ultima è quella di guerra ibrida. Questa è una guerra non dichiarata, anzi ufficialmente negata, ma che la Russia ha intrapreso in modo sempre più insistente nei confronti dell'Europa per sabotarla dall'interno, sondarla nei suoi punti più delicati e indebolirla moralmente. Nel 2024, ad esempio, sono avvenuti 14 incendi dolosi rispetto ai soli 12 del 2023 e ai 2 del 2022. È andato fuoco sempre dolosamente l'imponente sede di Vilnius dell'IKEA, sono saltati in aria i binari della linea ferroviaria Varsavia-Lublino, sono stati inviati pacchi bomba tramite DHL e DP verso i paesi europei. Sono stati sciolti anche gruppi di droni sui cieli dei paesi dell'est europeo democratico. Sono stati inoltre divelti dei cavi sottomarini nel Mar Baltico. È questa una guerra sotterranea che non obbedisce a regole e non ha divise, ma che punta a colpire in silenzio e di nascosto. Una guerra che vuole intimorire perché può saltare fuori dovunque. E questo è il concetto di guerra ibrida o asimmetrica di cui ha scritto molto bene la nostra Marta Ottaviani, collega molto esperta e molto addentro alle faccende russe e anzi a maggior ragione dopo questo bellissimo diritto al rovescio del nostro Pierluigi Magnaschi sarà bene darle un cortese invito a tornare qui da noi e fare un po' il punto della situazione dopo 4 anni di guerra in Ucraina, guerra che la Russia non ha vinto e che ha causato più contraccolpi che quello che Putin si era prefisso, visto che ora c'ha la NATO praticamente vicina di casa, muro con muro, datosi che Finlandia e Svezia sono entrate all'interno della NATO. Meno male che l'obiettivo era tenerla a distanza. Va bene, noi andiamo avanti e adesso è il momento in cui Parlamento, state un po' a sentire che cosa ha detto Paolo Formentini a proposito del decreto sulle armi all'Ucraina. Vai pure Natalia, per favore. Qui Parlamento. Grazie Presidente Moulet. Vorrei iniziare questo intervento nel quale come Lega annunceremo ovviamente il pieno sostegno e la fiducia a questo governo, l'unico governo di centrodestra possibile, con un pensiero a quei 300.000 di Trojescina, sobborgo, periferia di Kiev, senza elettricità, al freddo e al gelo nel severo inverno ucraino. Noi della Lega da sempre abbiamo presente le sofferenze del popolo ucraino e fin da subito i nostri amministratori sono stati tra i primi ad accogliere i profughi che arrivavano dall'Ucraina. Sono passati quasi 4 anni di sofferenze indicibili, un popolo stremato, città distrutte. Ma noi oggi siamo qui come Lega a ribadire che è nostro dovere aiutare quel popolo che soffre e lo facciamo però ribadendo con forza, con decisione, la nostra volontà di pace, il nostro appello alla diplomazia perché si arrivi presto alla conclusione di questo conflitto. Lo facciamo dopo che nelle ultime ore sono filtrate notizie di un possibile referendum convocato dal presidente Zelensky sull'accordo di pace nei prossimi mesi, entro giugno. E queste notizie danno anche appunto per imminente la convocazione delle elezioni presidenziali in Ucraina. Questo può essere una speranza che potrà però realizzarsi solo se noi oggi voteremo per inviare aiuti all'Ucraina. Perché è evidente che se oggi l'Ucraina fosse totalmente invasa, come ha rischiato di essere all'inizio di questo conflitto, non potremmo parlare di pace, non potremmo parlare di difendere un popolo e non potremmo mandare i nostri aiuti. Aiuti che la Lega ha voluto che fossero prioritariamente umanitari,
che si pensasse, e queste sono le modifiche apportate al testo del decreto per volontà della Lega, di Matteo Salvini, si puntasse molto, dicevo, sulla dimensione civile della sicurezza e si chiarisse finalmente che le armi italiane non devono essere usate per attaccare, ma per difendere un popolo che viene costantemente aggredito. Con queste modifiche noi siamo convinti di appoggiare questo provvedimento e siamo convinti di continuare su quella strada intrapresa, che è una strada che porta verso la pace, che noi vogliamo con tutte le nostre forze, perché noi crediamo nella pace, ci credano gli italiani, lo sappiamo, è inutile negarlo in quest'Aula. Tanti italiani non capiscono più l'appoggio all'Ucraina, tanti italiani chiedono che questa guerra finisca. Noi crediamo con questo atto di dare un piccolo contributo in quella direzione. Noi qui rappresentiamo un partito che è orgogliosamente parte del centrodestra, un partito che quel centrodestra voluto dal presidente Silvio Berlusconi l'ha visto nascere, l'ha creato e che se ne sente profondamente parte. E quindi non vogliamo distruggere l'unità del centrodestra, anzi lavoriamo ogni giorno per mantenerla, così come lavoriamo ogni giorno per mantenere l'unità dell'Occidente, che è tutto quello che ci resta e quello di più prezioso che abbiamo. Lo sappiamo bene perché noi siamo persone che sono innamorate del fare, veniamo da quelle regioni come il Veneto, la Lombardia, che con il grande lavoro del vice premier Salvini, con Luca Zaia, con Attilio Fontana hanno portato le Olimpiadi in Italia. Olimpiadi di pace, anche qui, di speranza. E quindi quella Lega del fare contro le chiacchiere, contro i sofismi. Noi che qui con me siede il collega Eugenio Zoffili, ci siamo battuti perché rimanesse il presidio dei nostri militari nelle stazioni con strade sicure, perché l'Italia fosse più protetta, i cittadini si sentissero più sicuri. Noi che sappiamo bene che nel momento drammatico che stiamo vivendo con il mondo che è in subbuglio, vicino purtroppo a una grande guerra, è necessario stare uniti, non dividersi, è necessario che tutto funzioni ed è necessario che quando c'è del terrorismo, come stiamo vedendo nelle nostre piazze, nelle nostre vie, e purtroppo ai danni delle nostre ferrovie, si sia tutti uniti. Quindi i 49 sabotaggi del 2025 alla rete ferroviaria devono trovare questo Parlamento unito, non ci deve essere ilarità, non ci devono essere divisioni, perché il terrorismo va condannato da tutti. Chiudo ricordando che auspicabilmente entro giugno avremo la pace, questo è l'auspicio del presidente Trump, ma se l'avremo sarà solo grazie al presidente Trump ed è per questo che da questi banchi ancora una volta esprimiamo tutto il nostro appoggio all'azione del presidente Trump, perché lui solo ci offre una prospettiva di pace. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca
infatti attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Parliamo un po' di, la nostra rubrica in cui intrecciamo storia, curiosità, mitologia e cultura in un mashup tutto personale. Oggi parleremo di un tema solo in apparenza semplice, ma in realtà carico di significati simbolici. Mi riferisco del tema dei colori di genere, partendo dalla mitologia del colore. Nella mitologia greca e romana, Iris, Iride per i romani, era la messaggera degli dei e la personificazione dell'arcobaleno, spesso considerata una mediatrice tra cielo e terra. Tra i colori dell'arcobaleno, oggi ci concentreremo in particolare su uno di essi, il blu, e soprattutto sulla sua sfumatura più profonda e simbolica, l'oltremare, un colore storicamente legato a una pietra preziosa, il lapislazzuli, estratto soprattutto in Asia centrale e importato in tutto il mondo antico. Fin dall'antichità il blu è stato associato al cielo, come dimensione sovrumana e trascendente. In Mesopotamia il lapislazzuli era una delle pietre più preziose e veniva utilizzato per gioielli rituali, sigilli e decorazioni legate al sacro. Nei testi biblici e nella cultura egizia il blu ricorre come colore della divinità, della protezione e dell'eternità. La celebre porta di Ishtar a Babilonia, decorata con mattoni smaltati di un intenso blu, aveva proprio la funzione di evocare la presenza divina nello spazio dell'urbe. Anche nel mondo greco e miceneo il blu compariva nella decorazione architettonica e pittorica, sebbene non sempre si trattasse di pigmenti puri come l'oltremare. Presso i Sumeri, inoltre, il colore chiaro degli occhi era spesso associato simbolicamente agli dei, non in senso come dato biologico, ma come segno di un'alterità divina. Numerosi miti confermano quindi questa associazione tra il blu e la sfera del sacro. Nella mitologia greca Atena è spesso definita glaucopide, un epiteto che indica uno sguardo luminoso, brillante, talvolta appunto interpretato come azzurro o grigio chiaro. Era un colore più che inteso realisticamente come un'allusione alla lucidità mentale, alla vigilanza e alla saggezza divina. Nella religione egizia il blu-azzurro assume anche una valenza funeraria e rigenerativa. Osiride, dio della morte e della rinascita, viene spesso raffigurato con pelle verdastra o blu, colore simbolo di rigenerazione e vita eterna. Il lapislazzuli era ampiamente utilizzato nei contesti funerari e rituali, non solo per statue divine, ma anche per amuleti e decorazioni. I soffitti delle tombe venivano dipinti di blu e cosparsi di stelle a rappresentare il cielo notturno come luogo di rinascita dell'anima. Quindi un universo scintillante che prometteva fertilità e abbondanza nell'oltretomba. Anche il più antico poema della storia, cioè l'epopea di Gilgamesh, fa apparire il lapislazzuli, che viene ripetutamente nominato in contesti legati al divino e all'eccezionale. È la pietra su cui vengono incise le imprese dell'eroe e ricorre in descrizioni di elementi soprannaturali, sottolineandone appunto il valore sacro. L'associazione tra il blu e il divino quindi non è esclusiva del mondo europeo e mediterraneo, ma attraversa veramente tutte culture e civiltà diverse. Ma come si passa da questo blu sacro e trascendentale all'idea di blu come simbolo del maschile? Oggi, entrando in un negozio di giocattoli, per bambini in generale, non abbiamo dubbi. Abbiamo sia una sezione in rosa, generalmente, che quella in blu, in azzurro, per bambine e bambini rispettivamente. In realtà questa distinzione è molto recente. Fin dagli inizi del Novecento i colori di genere semplicemente non esistevano. I bambini piccoli, indipendentemente dal sesso, vestivano per lo più con abiti chiari o bianchi, scelti per motivi pratici, erano più facili da lavare e quindi da riutilizzare. Maschi e femmine indossavano abiti simili, spesso con gonne, fino ai 6 o 7 anni circa, quando poi i maschi passavano simbolicamente ai pantaloni. L'abbigliamento infantile rispondeva quindi a delle esigenze che noi oggi diremmo funzionali e non identitarie. Alla fine dell'Ottocento, con la diffusione delle tinture industriali, iniziano a comparire abiti color pastello per i neonati. In questa fase però l'associazione cromatica era spesso opposta a quella a cui siamo abituati. Il rosa, ad esempio, poiché considerato una tonalità intensa e derivata dal rosso, veniva ritenuto più adatto ai maschi. Il blu, più delicato e associato alla purezza e alla spiritualità, al femminile. D'altronde, molte immagini ricollegandoci al sacro del femminile in moltissime religioni e miti sono collegate al celeste, al blu. Pensiamo anche alla religione cristiana.
Nel 1918 una pubblicazione americana affermava che la regola generalmente accettata è rosa per i maschi e blu per le femmine. Nel 27 una tabella pubblicata dalla rivista Time mostrava come molti grandi magazzini seguissero ancora questa indicazione. Negli anni 40 avvenne un'inversione progressiva, più commerciale che simbolica. L'industria dell'abbigliamento infantile statunitense iniziò a promuovere il rosa come colore femminile e l'azzurro come maschile. Noi non capiamo bene la causa di tutto ciò, cioè non esiste una causa unica e certa di questo cambiamento. Si trattò di una convergenza tra moda, marketing e standardizzazione industriale. In seguito, negli anni successivi, anche prodotti iconici come la bambola Barbie contribuirono a rafforzare l'associazione tra rosa e femminilità. È interessante notare come questa inversione contrasti con simbolismi più antichi, come abbiamo detto. Nell'antica Roma, tra l'altro, il rosso porpora era un colore costosissimo e riservato alle elite maschili al potere. Sicuramente anche delle donne lo indossavano, però il senso era che era affidato prettamente a questa categoria. Il rosa, in quanto derivazione attenuata del rosso, non aveva alcuna connotazione particolarmente o decisamente femminile nel senso moderno. Negli anni 60 e 70, sull'onda del femminismo e dei movimenti per i diritti civili, tornarono di moda abiti infantili dai colori neutri. La distinzione rigida rimesse però a metà degli anni 80 con la diffusione dei test prenatali. Conoscere in anticipo il sesso del nascituro permise al mercato di differenziare e moltiplicare i prodotti, rafforzando nuovamente il binarismo cromatico. Oggi stiamo assistendo a un nuovo cambiamento. Le generazioni più giovani, anche attraverso la moda, mettono sempre più in discussione il genere come categoria rigida. Ci si sta sempre più allontanando dall'idea che rosa e azzurro siano anzitutto delle etichette e poi dei colori. La storia dei colori di genere ci insegna che ciò che oggi ci appare quasi naturale è spesso il risultato di costruzioni culturali, anche piuttosto recenti, mutevoli e profondamente legate al contesto storico e culturale. Grazie per avermi seguito fino a qui, ci vediamo nel prossimo video. Ciao. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:35 minuti e 52 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. L'ultima del procuratore Gratteri, ve la leggo qui dall'ADN Cronos, per le persone per bene per il no al referendum sulla giustizia, per il sì votano la massoneria deviata e gli imputati. Quindi sappiate che siete tutti grembiulini voi altri che votate per il sì e siete anche degli imputati, quindi probabilmente con tanti saluti anche alla presunzione di innocenza evidentemente fate schifo, quindi sappiatelo perché le persone per bene secondo Gratteri votano per il no, quindi fate schifo e io che voterò per il sì faccio schifo assieme a voi. Vabbè, niente, ne prendiamo atto, d'altronde da qua fino al 22-23 marzo state tranquilli che le sentiremo di tutti i colori, già hanno tirato di nuovo in ballo il solito ciarpame con la storia di Licio Gelli, col piano di rinascita nazionale, se per questo Hitler al mattino si alzava e diceva buongiorno, quindi probabilmente dire buongiorno alle persone è un atto nazista, state molto attenti a chi salutate e come lo salutate. Comunque, alle 18:37 minuti e 11 secondi, adesso signore e signori, dopo avervi relazionato a proposito di queste affermazioni del procuratore Gratteri, noi adesso ci occupiamo di psicologia con la nostra Anna Maria De Luca e in particolare la nostra Anna, insomma, parlerà come si dice, parlerà di un tema molto particolare. Ci sono delle scelte che vengono prese da chi ci precede che nel bene e nel male ci influenzano. È possibile liberarsene? Cos'è la sofferenza e cos'è il dolore? Beh, lo scopriamo assieme. Un'ultima cosa che vi dico, il nostro Giovanni Sallusti, infatti, delle parole di Gratteri, aveva parlato poco fa nel Liberamente. Ma adesso è giunto il momento, niente po' di meno che della nostra Anna Maria De Luca. Parliamo stasera di libri molto interessanti da leggere. Vai pure Natalia. Allora, anche stasera è venuta a trovarci la nostra Anna Maria De Luca, la nostra psicologa ed esperta di questioni di scuola, però noi oggi parliamo di libri, parliamo di 2 volumi. Il primo è Juan Garriga, Dire sì alla vita, acquisire forza e lasciarsi alle spalle la sofferenza. Il secondo libro invece è di Shelby Stanger, Idee selvagge, avventure grandi e piccole per cambiarti la vita. Partiamo dal primo libro, Dire sì alla vita, acquisire forza e lasciarsi alle spalle la sofferenza, libro peraltro
edito da Giunti. Il dolore e la sofferenza. Mi suscita compassione il dolore autentico che tutti proviamo di fronte a eventi accaduti in certi momenti della nostra vita, scrive l'autore, ma non mi commuove la sofferenza autoalimentata e manipolatoria che costruiamo come difesa intorno a quello che a suo tempo è stato doloroso e difficile. Perché non riusciamo a gestire il dolore, Anna? Ecco, buongiorno a tutti. Sì, sono molto contenta di parlare di questi 2 libri oggi perché credo che siano una lettura veramente utile, lasciami passare il termine, per le nostre vite, perché affrontano dei temi esistenziali nei quali tutti quanti ci troviamo invischiati in qualche modo, no? In particolare cominciamo dal primo, dire sì alla vita. Ecco, guarda, Garriga è una persona veramente straordinaria perché lui vive a Barcellona, è chiaramente un terapeuta della Gestalt, ma si occupa anche di PNL, di costellazioni familiari, eccetera. E fu la persona che portò Bert Hellinger in Spagna ed è, diciamo, l'esponente più importante nel mondo ispanico di questa teoria sistemica, no? Allora, per fartela breve, la teoria delle costellazioni sostiene che quello che avviene nella nostra vita non dipende semplicemente da noi, ma anche da cose che sono successe nelle generazioni precedenti e che in qualche modo impattano su di noi, no? E quindi se non si stabilisce un equilibrio, diciamo quasi fisico, no? Tra più e meno, anche ristabilendo, come dire, riequilibrando le cose del passato, la persona nel presente continua a rimanere invischiata nelle stesse dinamiche. Se ti è capitato, forse anche te, ma comunque anche di sentir parlare tante volte la gente della sensazione di ritrovarsi sempre nella stessa storia che si ripete, no? Sì. Le stesse dinamiche, sia nelle relazioni, diciamo, sentimentali che anche negli altri campi della vita. Ecco, quindi questo libro è molto molto interessante perché in sostanza dice che, come dice il titolo, no? Dire sì alla vita, cioè che i problemi fondamentali nascono dal fatto che noi ci opponiamo alle cose che accadono. Se invece di opporci, li accogliessimo, lasciassimo fluire, lasciassimo, come dire, scorrere, no? Molte gabbie, molte trappole non avrebbero modo di formarsi. Insomma, Ti sento sviluppare perplesso. quella che si chiama la pelle del rinoceronte, cioè lasciar scivolare le cose negative addosso senza dare troppo peso. Sì, allora, lui per esempio dice che la principale differenza tra il dolore e la sofferenza è che il dolore è dotato di movimento e contiene in sé la vita. Sì. No? Cioè fa parte della vita, quindi sono i fatti che succedono e che comunque noi dobbiamo accettare, così come accetti il bel tempo, accetti la giornata di pioggia, non è che se piove sei triste, se c'è il sole sei contento, cioè sono 2 manifestazioni della natura che hanno pari possibilità di essere e quindi vanno accettate appunto come stato della natura, no? E lui dice che allo stesso modo il dolore quando arriva va accettato, va attraversato e poi passa. Il problema è che quando noi ci arrocchiamo nel dolore e quindi lo carichiamo di sofferenza, no? Ci costruiamo una corazza che diventa poi parte del nostro carattere. Per esempio, sono persone che stanno male oggi per una cosa che è successa 20 anni fa, no? Sì. Allora, sicuramente quella cosa è successa, è vera, eccetera, però la sofferenza che tu metti sopra a un dolore che è arrivato in modo naturale non ti aiuta, cioè come se tu boicottassi da solo la tua vita. Infatti lui dice che il dolore è ciò che sentiamo quando la vita nel suo divenire inarrestabile ci sommerge, mentre la sofferenza è ciò che facciamo per evitare di immergerci in quel dolore. Perciò il primo passo per abbandonare la sofferenza è abbracciare il dolore con tutta la sua gamma di sfumature e fargli spazio dentro di noi, aprirgli il cuore, accoglierlo, perché anche il dolore è di per sé curativo, cioè nel senso che aprire il cuore a tutto, anche al dolore, è curativo e tra l'altro farlo con il dolore manifesta la grandezza dell'essere umano, no? Nel senso che noi dobbiamo, il dolore è come una corrente, entri dentro, la attraversi e poi esci fuori. Sì. Evitarlo, cioè non viverlo, spostarlo, fare finta che non ci sia,
crea dei blocchi pazzeschi. Quindi la teoria di questo libro è che è possibile gestire la sofferenza. Esatto. E infatti ogni sofferenza comincia con un dovrebbe, potrebbe, avrebbe dovuto essere e così via, verbi di lotta e opposizione alla realtà. Tra volontà e destino c'è una dialettica che consiste nel mettere a confronto i dovrebbe, sarebbe meglio, credevo, con i voglio, sento e sono. È un invito a superare le illusioni e ideologie sulla realtà di ogni momento. Insomma, la vita va vissuta attimo per attimo, è inutile perdersi nel rimpianto di quello che poteva essere e non è stato. Sì, guarda, c'è una frase per me illuminante, no? Lui dice: una ferita non è gran cosa se non ci ostiniamo a farla diventare più o meno consapevolmente il centro della nostra vita. Forse per questo soffrire è più facile che agire, perché agire implica sentirsi sleali verso le nostre ferite e quindi dover affrontare la realtà. Mentre soffriamo, giochiamo a soffrire, ci sentiamo più vicini, più solidali e più leali. Ma con chi? Chiede Garriga. Forse con le nostre laceranti trame familiari o con i nostri cari. È questa lealtà che rende difficile il cambiamento e in ultima analisi la scomparsa dell'angoscia. Ti risuona? Mi risuona perché alla fine della fiera si riafferma il principio che ognuno di noi è un individuo, pur non essendo una monade impazzita, attenzione. Ma siccome siamo individui e siccome ognuno di noi ha la sua di vita, non può riverberare tutta una serie di esperienze negative fatte da altri, no, perché a tuo zio successe questo, a tuo nonno capito quello, tuo padre ci ha provato e non ci è riuscito e così via, perché ogni volta se no viviamo praticamente vite vissute da altri e sostanzialmente non arriviamo mai a esprimerci. Cioè alla fine questa idea della sofferenza continua è in fondo qualcosa che ti impedisce di fiorire. Esatto. Guarda, lui dedica un capitolo alla mappa dei disturbi, no? In sostanza è una sorta di cascata. Allora, il disturbo di fondo è il disturbo dell'assenso, cioè significa quando noi diciamo no alla vita, quando noi lottiamo contro la vita, quando la prendiamo a pugni, quando invece di accoglierla ci mettiamo in contrasto con la vita. Ecco, quello è il primo passo per vivere male, in sostanza. Infatti lui dice che la sfida consiste nel non cedere alla tentazione di lottare contro la vita, di non prenderla a pugni per scoprire chi è più forte. La scommessa sta nell'amarla così com'è. Perché? Perché altrimenti ci andrà peggio. E in effetti tutte le volte che uno si incaponisce contro una cosa che non vuoi, succede una cosa brutta che tu non la vuoi accettare, ti incaponisci contro quella cosa, non migliori la situazione, va sempre peggio. Invece accettare quella situazione anche brutta è sicuramente la strada migliore perché ti porta poi a superarla, no? Sì, appunto, quindi te la lasci praticamente alle spalle. Esatto, quindi su questo no alla vita, diciamo questo no, il primo passo insomma per stare male, si costruiscono poi tutti gli altri disturbi, no? Il secondo appunto che si basa cioè immagina una piramide, no? Allora la base sono i disturbi dell'assenso. Sulla base dei disturbi dell'assenso ci sono i disturbi del ruolo, cioè le persone che invece di fare il proprio ruolo fanno il ruolo di un altro. Per dire, una madre che invece di fare la madre fa la figlia, una sorella che invece di fare la sorella fa la madre. Adesso vedi per esempio quante madri, ne parlò anche Galimberti, mi pare tempo fa, quante madri si mettono in concorrenza con le figlie nel modo di vestirsi, di truccarsi, no? Quindi questo spostamento di ruoli chiaramente impalla tutta la famiglia, soprattutto i figli, no? E poi il terzo livello sono i disturbi dei bisogni, che si fondano appunto sui primi due. Quindi i disturbi dei bisogni, come dire, ti faccio un esempio che riguarda tantissime persone, no? Sì. Per esempio, quando un bambino invece di ricevere dalla madre il sostegno e il calore di cui ha bisogno, si impegna a soddisfare lui la madre, perché vede che la madre è infelice, e vede che l'unica felicità della madre è il bambino stesso, allora che cosa fa? Stravolge il suo ruolo per amore della madre, invece di soddisfare i propri bisogni, cerca di soddisfare quelli della mamma, no? Di sintonizzarsi
su ciò che la mamma ha bisogno, su ciò di cui la mamma ha bisogno, di cercare di darglielo, no? Ecco, questa che è una ferita che molti di noi hanno, perché tantissime persone si ritrovano delle mamme che almeno a parole dicono che il figlio è il loro motivo di esistenza, che vivono solo per il figlio, cioè quindi il figlio si sente caricato di questa responsabilità e sente che è sua la responsabilità della felicità della mamma, no? Quindi c'è proprio un'inversione di ruoli, perché invece è la persona grande quella che ha la responsabilità, chiaramente, non quella piccola. Quindi questi sono disturbi del bisogno che molte persone si portano dietro per tutta la vita. E quindi per questo dico, questo libro è veramente importante, perché ci apre delle prospettive nuove. E poi ti dicevo, gli altri due livelli di bisogno, di disturbo, sono i disturbi della presenza, che si basano sui disturbi del bisogno, quindi il quarto livello. Presenza nel senso di stare presenti qui nel momento presente, no? Sì. Quindi stare nella verità e non nelle ideologie. Adesso tu sai meglio di me, facendo questo lavoro, no? Quanti steccati ideologici ci sono, quante volte si nega la realtà in nome di ideologie che sono anche ottocentesche e che neanche esistono più, no? Come no? E infine l'ultimo livello, appunto, che è il livello più estremo, è il disturbo del senso, cioè il disturbo del senso della vita. Cioè, quindi le idee suicidarie, no? Il non trovare più un senso nella vita, non trovare più il legame con il senso della vita. E quindi il disturbo del senso nasce, diciamo, da una disconnessione, no? Proprio con quel fuoco sacro che ci è stato trasmesso dagli antenati attraverso la vita. Ma il senso lo perdiamo come esito di una catena che ha avuto appunto inizio, come ti dicevo, con un no alla vita, cioè opponendoci a quello che la vita ha voluto per noi. Poi si manifesta con una perdita del proprio posto, quindi del proprio ruolo, che era il secondo livello, no? Che poi successivamente compromette la capacità di ricevere in modo sano e quindi ricevere dagli altri, ma anche compromette la capacità di essere presente al momento presente, cioè di vivere con pienezza la giornata, la quotidianità. E questo a sua volta dà origine a delle narrazioni distorte, no? Di quello che noi viviamo, delle interpretazioni che diamo di quello che succede a noi, ma anche degli altri. E in ultima istanza è proprio una catena a scendere, no? Si arriva quindi negli abissi più profondi del malessere umano, quindi nella sfiducia, nella vita, nella creazione, quindi questa continua ricerca del senso delle cose che, come sai, riguarda moltissime persone. Certo. Sì, Mi questo. colpisce molto però la conclusione di questo libro, che alla fine la vita è una scelta tra un sì e un no. Sì, tra il dire sì alla vita, quindi accettare quello che ci capita, introiettarlo, integrarlo, quindi dentro di noi e andare avanti, e il no, che è l'inizio della rovina, diciamo, no? Certo. È proprio questo il punto. Accettare oppure no, accettare la vita per quello che è, accettare le esperienze che vengono, accettare soprattutto di non essere schiavi di dolori pregressi, anzi di sofferenze pregresse che riverberano di generazione in generazione. Per certi versi mi ricorda certi discorsi che fanno gli esorcisti, quando dicono che se qualcuno subisce una malattia spirituale è per effetto di scelte sbagliate fatte nel passato da qualche suo avo, da qualche suo predecessore. In un certo senso anche la malattia morale, la sofferenza morale è frutto di queste scelte sbagliate. E però siamo sempre lì, sì o no? Lo voglio, lo accetto oppure no? Chissà se qualcuno che ci ascolta sta pensando in questo momento a quando ha fatto a pugni con la vita, a quando si è impuntato in un no e poi dopo è andata anche peggio, no? Esatto. Senti, ma oltre a questo però la vita si può cambiare e infatti tu
Mi segnali quest'altro libro, Shelby Stenger, Idee selvagge, avventure grandi e piccole per cambiarti la vita, edito da Giunti. Come si cambia la vita allora? Mo' ci vuole, viene in mente Fiorella Mannoia, come si cambia per non morire, ma soprattutto si cambia per non morire. Qua ora Allora, sto questo è un libro... marzulleggiando, però non tanto. Allora, guarda, questo è un libro molto, molto carino, scritto da una donna che che è conduttrice di un podcast famosissimo, che è soprattutto famosissimo in Canada, una donna che fa sport, che ha vissuto da adolescente, da giovane, facendo surf in giro per il mondo e che facendo appunto surf, affrontando l'onda, un giorno, infatti il libro comincia così, con lei che si blocca davanti all'onda, cioè ha paura di affrontare l'onda. E quindi lei scrive questo libro per aiutare tutte le persone che vorrebbero cambiare vita, ma che hanno paura di farlo, perché hanno paura di restare in difficoltà economica, hanno paura di essere isolati, hanno paura dell'ignoto, no? Certo. E lei in questo podcast ha intervistato centinaia di persone che hanno cambiato la loro vita facendo quelle che lei definisce le scelte selvagge, che un po' adesso sicuramente ci sarà qualcuno che ci sta ascoltando che vorrebbe cambiare vita, cambiare lavoro, però ha paura a farlo, no? Perché comunque certo non è un passaggio facile. Allora quello che lei dice è che alcune volte è facile accorgersi che siamo bloccati, no? Cioè lo Sì. senti, stai male, quel lavoro per te è tossico. Altre volte invece ci si può sentire bloccati ma senza accorgersene. E allora fa una specie di elenco, no? Per aiutare a capire se siamo bloccati o no. Sì. Allora le dice, innanzitutto guardatevi dentro e rispondete onestamente. Vi irritate facilmente? State facendo shopping di opinioni? Cioè non vi fidate dei vostri consigli e continuate a chiedere agli altri? Siete più annoiati del solito? Vi arrabbiate per cause, persone o eventi? Attaccate briga? Passate troppo tempo sui social media? Vi sentite apatici? Vi sentite che state girando a vuoto? Ecco, lei fa questo elenco di domande e se la risposta è sì, evidentemente si è in una situazione di blocco. Come sbloccarsi, lei lo racconta attraverso le storie delle persone che ha intervistato, no? Per esempio lei racconta la storia di Andrea e Taylor, sono all'inizio degli anni 2000, due ragazzi di 20 anni che vivevano in Oregon. Andrea lavorava in un negozio di articoli per la corsa e Taylor faceva l'allenatore di sci. Vivevano di stipendio, arrivavano a stento alla fine del mese, molti sacrifici come tantissimi di noi, no? A un certo punto Andrea si ricorda che suo nonno viveva di campagna, no? E propone all'altro, perché non apriamo una fattoria? All'inizio sembrava un'idea folle, in realtà poi piano piano con tanti sacrifici i due riescono ad affittare una fattoria in Oregon e per metterla su comunque continuano, lei faceva la cameriera di sera, Taylor faceva il barista per pagare le bollette, insomma lo sa come è andata a finire? Che hanno fatto un'azienda agricola che ha 130 dipendenti, hanno anche realizzato un film sull'alimentazione locale, hanno fatto 2 bambini, hanno risolto tutti i problemi economici e stanno benissimo. Perché l'altro elemento chiave, secondo l'autrice, è la natura. Cioè, tutti quanti dovremmo, anche chi sta in città, dovrebbe trovare il tempo di stare a contatto con la natura, di fare una passeggiata nel parco, di essere presente, no? Tipo, lei dice, quando passeggi nel parco, guarda le nuvole, osserva le forme delle nuvole, osserva le forme delle foglie, cioè non passeggiare in modo passivo, cioè proprio entraci nella natura perché è guaritrice. Infatti tutto quello che ci cura arriva dalla natura, dalle piante. Infatti. No? Ma senti, in sostanza, la felicità esiste e la possiamo raggiungere? Guarda, la felicità esiste, dipende da che cosa si intende per felicità. Sicuramente darsi un obiettivo da raggiungere e raggiungerlo ti rende felice, no? Che sia un obiettivo di vita, di lavoro, esistenziale. Però purtroppo non tutti riescono a fare il lavoro dei sogni
o ad avere la famiglia dei sogni o la compagna dei sogni o i figli dei sogni. Quindi bisogna sempre, come dire, trovare un compromesso con la realtà, un'integrazione, diciamo, tra quello che è reale e l'ideale, quello che noi vogliamo. Quindi la felicità probabilmente sta proprio, come dicono sia Garinga che Stanger, a vivere intensamente il presente, cioè ogni singolo minuto. Anche perché, guarda, c'è un'altra storia, no? Raccontata in questo libro, di un signore che scopre di avere un tumore e nella clinica dove va a curarsi trova la foto di una montagna bellissima e sente che deve scalare quella montagna. Poi scopre che quelle foto sono state donate al reparto di oncologia da un fotografo che appunto per motivare i malati ha riempito l'ospedale di queste foto. Insomma, tanto fa, tanto dice che nonostante il tumore progredisce, e progredisce infatti poi alla fine morirà, cioè lui riesce a scalare quella montagna. Però. E nel podcast dove lei lo intervista, dice alla fine del suo racconto, dice una frase che l'autrice stessa è rimasta impressa, dice: la vita è breve, non perdere tempo. Ecco. Quindi secondo me la felicità sta proprio in questo, cioè nel vivere intensamente ogni minuto che ci viene dato, senza, cioè difendendoci da chi ci vuole intossicare il tempo, da chi vuole rubarci il tempo. Quindi mettere confini sani, imparare a dire no, Esatto. imparare ad amarsi senza sentirsi egoisti. Esatto, e questa dovrebbe essere la giusta cura, specialmente per certe realtà di familismo amorale, di certe realtà dove la famiglia è tutto, che francamente stanno producendo solo dei mammoni e degli incapaci. Anna, per concludere, io ho qui una bella copertina di un libro che porta il tuo nome, Ricomincia da te, edizioni Eraclea, come liberarsi dalla dipendenza affettiva. Spoilerò troppo dicendo che esiste questa copertina? Sì, sta per uscire la settimana prossima, è un libro che ho scritto io per aiutare le donne che vivono nella condizione della dipendenza affettiva, che sono tantissime, riguarda anche gli uomini, non solo le donne. Anzi, ti dico che c'è una recente ricerca che dimostra come tra gli adolescenti più del 40% viva nella dipendenza affettiva, sia ragazzi che ragazze. E in sostanza la dipendenza affettiva si verifica quando una persona, per semplificare poi in modo estremo, fa dipendere completamente il proprio umore dall'altro, no? Quando come dire, il termometro del tuo stato d'animo non dipende da te, ma dipende dall'altro. Cioè metti la tua felicità nelle mani dell'altro ed è una condizione che non è determinata dall'altro, cioè non è colpa di lui o di lei, ma è un vuoto che si è creato nella nostra infanzia, nei nostri legami di attaccamento con i genitori e che cerchiamo di colmare con l'altra persona. Ma nessun uomo e nessuna donna potrà mai colmare quel tipo di vuoto, se non te stesso o te stessa, seguendo appunto gli esercizi che indico nel libro e dei percorsi terapeutici che ovviamente in alcuni casi sono assolutamente necessari. Però poi guarda, una cosa, io ho studiato parecchio poi per scrivere questo libro, una delle cose che ho scoperto, che sto cercando di approfondire ancora di più, per esempio, è che la violenza di cui tanto si parla da parte degli uomini, no? In realtà nasce da un problema di controllo. Cioè l'uomo violento è l'uomo che deve avere il controllo su tutto. Quindi io nel libro racconto di una lista di non negoziabili, no? Cioè come dire, degli standard a cui non puoi assolutamente rinunciare quando entri in una relazione. Adesso poi magari ne parliamo più approfonditamente in un'altra puntata, però come dire, le persone che accettano di tutto pur di non perdere la relazione, che accettano comportamenti che non avrebbero mai dovuto accettare, addirittura accettano violenze fisiche, morali, cioè sono persone che soffrono di dipendenza affettiva e che spesso incontrano dall'altra parte un manipolatore, un narcisista che appunto si nutre di quella dipendenza, perché comunque un uomo, diciamo, sano non ha piacere a stare accanto ad una persona che è dipendente affettiva. Certo. Perché diventa pesante anche per lui, mentre un manipolatore, un narcisista, sì, almeno inizialmente. Quindi si crea questo scontro letale, veramente letale, ed è importantissimo per le donne intanto riconoscere
di avere dipendenza affettiva e poi attraversarla per superarla, per amare in modo libero, vero, per ottenere veramente quello che meritano, che non è certo il controllo, non è certo la manipolazione, non è certo la paura. Tutti i casi di cronaca che vediamo, no? Cioè donne che hanno accettato cose inaccettabili fino al punto da morire, molto spesso dietro c'è una forma di dipendenza affettiva, cioè io preferisco accettare qualunque cosa piuttosto che perderti, piuttosto che stare sola, come se stare soli fosse una tragedia. Invece stare soli è anche un momento di grande crescita, di grande creatività, che può non essere per sempre, può essere solo un periodo, però anche lì, no? Cioè, recuperare il valore della solitudine, di quanto si possa fare, quanto possa fare bene a se stessi. Cioè, se tu devi fare una cosa creativa, se tu devi scrivere, devi stare solo, giusto? Certo. Quindi nella solitudine in realtà c'è moltissima ricchezza, invece nella nostra cultura ci fa passare la solitudine come se fosse una sfortuna e l'essere in coppia come se fosse un obbligo, così come il fare figli, un obbligo. E soprattutto la cosa veramente drammatica, Antonino, è che mentre tutti condannano le dipendenze, non so, dalla droga, dall'alcol, la dipendenza affettiva è quasi giustificata, che ci sono tantissime canzoni, tantissimi film, anche tantissima letteratura che fa passare il messaggio che per amare bisogna sacrificarsi, amare fino a morire, amare al di sopra di tutto, amare te al di sopra di se stessi, no? Sì. Ed è come se la cultura stessa giustificasse la dipendenza emotiva. Quindi liberarsi dalla dipendenza emotiva è anche una forma di resistenza culturale contro una cultura che per tanti anni ci ha insegnato che devi essere, come dicevano i genitori spesso, no? Se sei bravo ti voglio bene, se prendi 10 sei bravo ti voglio bene, cioè che quell'amore tu te lo devi guadagnare, tu te lo devi meritare. E invece è da lì che parte il guaio, perché non è che te lo devi meritare, tu devi essere amato per come sei, per quello che sei, perché esisti. Non è una cosa che ti devi guadagnare o ti devi meritare come se fosse una gara con l'asticella sempre più alta. E quindi quando noi introiettiamo questi modelli sbagliati nell'infanzia, poi sono dei copioni che poi ripetiamo nella nostra vita adulta e trovando dei partner che quadrano esattamente con la nostra, diciamo, patologia, no? Che vanno ad incastrarsi esattamente dove noi, sabotandoci, decidiamo di metterli. Insomma, è un discorso molto complesso, però riguarda tantissime persone e penso che sia molto importante che sin dall'adolescenza sia le ragazze che i ragazzi imparino a riconoscere se hanno un problema di dipendenza emotiva, ad affrontarlo proprio per evitare le relazioni tossiche, per evitare di farsi male. E allora avremo modo di parlarne in una delle prossime puntate. Io intanto ti ringrazio per il tuo tempo e insomma ci ritroviamo giovedì prossimo. Va bene, grazie a te. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. A voi la linea. Da Ivana Spagna con Call Me, anno di grazia 1987, avete sentito il buon profumo di Prima Repubblica e debito pubblico fuori controllo. Questo al grande Ligabue con Una vita da mediano, che come ogni giovedì ci presenta In attesa di giustizia i casi dell'avvocato Claudio De Filippi. Voglio salutare lui, voglio salutare il nostro ospite di stasera che torna ancora una volta graditissimo, l'onorevole Alberto Gusmeroli. Buonasera a entrambi. Buonasera, grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie onorevole. Ciao Claudio, ciao avvocato. Allora, di che cosa si parla stasera? Immagino di rottamazione quando c'è l'onorevole Gusmeroli. Esatto, allora, l'onorevole è già venuto da noi, sembra Sì. che sia la terza volta se non ricordo male, tu sei più preciso Antonino, e comunque gli abbiamo sempre fatto domande su quello che è la sua invenzione, che è la rottamazione quinquies. Quindi io stasera volevo appunto parlare di questo perché ci sono le prime applicazioni della rottamazione che lui ha diciamo inventato, e posso dire che questa rottamazione, anche se ha delle limitazioni, ci sono delle limitazioni, delle cose che si potrebbero poi migliorare, è la migliore rottamazione possibile che sia mai stata fatta, perché una rottamazione di 9 anni non si era mai vista, prima arrivava fino a 5 e c'era un ritardo di 5 giorni, adesso sono 4 mesi, cioè 2 rate, perché è bimestrale. Quindi sostanzialmente dicevo all'onorevole se lui ritiene che la sua creazione, la rottamazione insieme alla Lega che ha presentato, si possa ancora migliorare. Allora, diciamo che rispetto alla versione iniziale mia e della Lega, diciamo i nostri alleati, il fatto di essere alleati in una maggioranza l'ha portata a un certo restringimento. Ecco, quindi è vero che è la migliore rispetto alle precedenti, però le precedenti erano aperte a tutti, qua invece gli alleati in qualche modo l'hanno voluta un po' restringere rispetto alla nostra proposta. Va bene, vedremo se nei prossimi mesi riusciremo, premendo come stiamo facendo, a migliorarla. Le caratteristiche quali sono? Sono intanto che riguarda tutti quelli che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi e che hanno regolarmente dichiarato le imposte ma non sono riusciti a pagarle, più o meno di 15 milioni di persone, di italiani. Danno via le sanzioni e gli interessi sono al 3% invece di rateizzazione, quindi via le sanzioni e gli interessi dalle cartelle, ma poi nella rateizzazione bisogna pagare l'interesse del 3%, nelle rottamazioni precedenti era il 2%. Ecco. Sono 9 anni, tutte rate uguali, sono rate bimestrali, sono non decadi più se non ne paghi anche solo una, ma deve accaderti 2 volte, e quindi questo ci permette di diciamo ecco, o per una volta non riescono a pagare. Sono tutte, quindi è sicuramente molto positivo perché le rottamazioni precedenti avevano delle percentuali molto elevate di anticipo che frenavano. È una rateizzazione che permette soprattutto di tenersi in regola anche con le imposte dell'anno corrente. Gli anni sono tutti quelli fino al 31/12/2023, quindi sono esclusi il 24 e il 25. Il 24 perché la dichiarazione di reddito è stata presentata al 31 di ottobre e quindi non poteva ancora essere ricompreso. Il 25 è in corso e quindi per queste ragioni. E
possibile che ci siano in corso di prossime settimane, nei prossimi mesi. Per esempio, io ho presentato un emendamento al milleproroghe che permetterebbe a chi è decaduto a novembre di rientrare in bonus sulla però rottamazione quater, non sulla quinques. Però diciamo che è per cercare di recuperare quelli che non sono riusciti a pagare a novembre. Ecco, quindi insomma stiamo cercando di, come Lega, di aiutare veramente, veramente tutti. Ovviamente non governiamo da soli, e quindi rispetto, torno a dire, alla nostra proposta di legge che faceva rientrare tutti, in qualche modo gli alleati l'hanno voluta un po' circoscrivere, ecco, quindi questo bisogna avere onestà intellettuale e dirlo, ecco. Ecco, onorevole, se la interrompo, mi scusi, ma lei parla del milleproroghe. Quando eventualmente il suo emendamento potrà passare col milleproroghe come tempistica? Perché molti radioascoltatori sono interessati a questo, ovviamente, di estendere la rottamazione, come lei ha detto. Allora, se passa quell'emendamento lì, sostanzialmente quelli che non hanno pagato la rata di novembre della rottamazione quater possono pagarla il 28 di febbraio. E più o meno bisognerebbe, e se passa lunedì o martedì, perché questo è sono moderatamente ottimista, ma sappiamo che queste cose qui dipendono da tantissimi fattori, non ultimo appunto il fatto che noi non governiamo da soli come Lega, ma governiamo con altri. Comunque, caro onorevole, lei è riuscito ad ottenere, diciamo, il massimo, perché lei proponeva 10 anni e hanno poi approvato 9. Per quanto riguarda, queste sono domande di radioascoltatori, persone che chiamano, che sono molto interessate all'argomento tasse perché li tocca tutta la famiglia, l'azienda, eccetera, eccetera. Volevo sapere questo: secondo lei c'è possibilità, oltre che di rimettere in pista, cioè nella rottamazione quinquies, i decaduti di novembre e i primi giorni di dicembre, si potrebbe anche pensare in futuro a allargare agli accertamenti, e specifico meglio? Gli accertamenti in generale sono una cosa, gli accertamenti privi di penale, false fatture, questioni di gravi, cioè sono accertamenti a tavolino che non implicano che uno è un evasore, ma implicano semplicemente che il fisco dice una differenza di reddito. Ecco, quantomeno su questi accertamenti che non sono gravi e comunque, ma sono accertamenti che fanno tutti i giorni a tavolino, induttivi e a volte sbagliati. Allora, si potrebbe avere una speranza? Noi tutti gli accertamenti li avevamo dentro nella nostra proposta di legge. All'ultima settimana diciamo che le interlocuzioni con gli alleati hanno determinato che loro non volessero gli accertati. Secondo me è un'ingiustizia perché uno, non è assolutamente detto che se uno ha un accertamento fiscale sia un evasore, perché la normativa spesso è talmente soggettiva e talmente complicata che c'è gente che dichiara le imposte o pensi di dichiararle correttamente e poi invece per tutta una serie di ragioni che poi confluiscono in un giudizio dove la maggior parte dei giudizi di contenzioso fiscale vanno a favore del contribuente, quindi questo per dare l'idea. I contenziosi fiscali sono sempre d'accertamento, quindi questo è per dire che quando si dice che gli accertati che hanno cartelle esattoriali sono evasori è totalmente sbagliato, o in massima parte è sbagliato. Ma l'ingiustizia è che nelle rottamazioni precedenti gli accertati erano dentro, quindi lasciarli fuori secondo me è stato, secondo la Lega, non è stata un'operazione giusta. Proprio perché non è un'operazione giusta, ovviamente noi ci continuiamo a sperare di riuscire a reinserirli in corso d'anno. Vedremo, ecco, quindi vediamo che cosa si riuscirà a fare.
Ecco. Un'ultima Un'altra cosa domanda importante... sui limiti... Scusi, sì, prego. No, un'altra cosa importante è il tema della rottamazione degli enti locali. Ecco, quindi... era una domanda che le stavo per fare. Perfetto. Allora, sono due tipi di rottamazioni per gli enti locali. Cioè gli enti locali possono fare esattamente la rottamazione come quella delle cartelle delle imposte statali, e quindi 9 anni, rate bimestrali, eccetera, e quindi l'approvano in quel modo, oppure possono farla come vogliono loro. Io per esempio sono anche sindaco della mia città, Arona, io la faccio esattamente come la mia proposta di legge, quindi la farò in 10 anni, la farò in rate mensili invece che rate bimestrali, quindi perché se non lo faccio io... I cittadini di Arona hanno la fortuna di avere lei, molte amministrazioni di sinistra non ci pensano neanche, quindi c'è proprio una discriminazione tra chi poi si vedrà. Lo so, però ecco, il ministro dell'economia Giorgetti ha invitato tutti gli enti locali a farla la rottamazione, perché andare incontro al cittadino, ecco, quindi come ho detto noi stiamo studiandola in modo da scrivere un regolamento che sia addirittura migliore della legge, ecco. Anche perché ad Arona io governo da solo, nel senso che sono una compagine che non è alleata con gli altri, quindi diciamo non c'ho il tema di in qualche modo trovare una sintesi, che è stato un po' il motivo per cui gli accertati nelle rottamazioni quinque sono rimasti fuori, ecco, perché si è trovata una sintesi all'interno della maggioranza. Ecco onorevole, un'ultima domanda sui limiti della rottamazione, lei ha risposto anche prima della domanda, ma molti cittadini dicono ma prima le vecchie rottamazioni, la Quater, la Ter, eccetera, eccetera, prevedevano che le casse private, cioè praticamente la cassa degli architetti, dei geologi, degli avvocati, degli artigiani, dei commercianti, rientrassero. Adesso questa nuova versione di rottamazione quinque su questo è limitata perché dice no, solo INPS. Secondo lei è giusto e costituzionale questo? Le casse previdenziali private sono tutta una parrocchia a sé, perché quindi diciamo che potrebbe pure essere, ecco, io non sono un costituzionalista, quindi mi fermo dove so, e quindi non so se sia più o meno costituzionale. Io sono dell'idea che più si va incontro al cittadino meglio è, perché qui non parliamo di evasori perché devono aver regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi, parliamo di gente che o non è riuscita a pagare, e non può essere una colpa avere una difficoltà economica, oppure non ha pagato correttamente perché la legge spesso è molto complicata e difficile da interpretare, e come ho detto la maggior parte dei contenziosi vanno a favore del contribuente. Significa che quando si parla di accertati in realtà non sono evasori. Ecco, un'ultima cosa, poi magari lascio un po' la parola a Antonino, se no non vorrei esagerare con le domande. E secondo lei, onorevole, la sua creazione della Lega, che ovviamente in questo modo dimostra di essere più in sintonia col popolo rispetto a tanti altri movimenti e partiti politici, perché il popolo ha bisogno di uno saldestralcio, di una riduzione sulle tasse perché non riesce a pagarle ovviamente, altro che evasori, ma sostanzialmente dicevo, ritiene che la sua creazione, cioè la rottamazione quinquis, in futuro diventi il sistema diciamo prioritario per il rapporto col fisco, cioè allargandola sempre di più in modo che rimanga lei poi il principale metodo di pagamento delle tasse? Allora, io sono fautore anche
della norma che è stata in vigore 2 anni, quest'anno no purtroppo, era la rateizzazione del conto di novembre. Quella rateizzazione che è stata appunto fatta nel 2023 e nel 2024 ha dato 270.000 attività che hanno potuto rateizzare l'acconto di novembre da gennaio a maggio dell'anno successivo. Questo cosa ha permesso? Ha permesso che, siccome il primo conto si può rateizzare, se si rateizza il secondo, le tasse invece di pagarle in 2 momenti li paghi in 12 momenti, e questo è sicuramente un concetto più umano pagare delle tasse. Questo è il primo aspetto. Il secondo è che noi dobbiamo andare verso un fisco, io non dico amico perché il fisco per me non è difficile pensare che sia amico, ma almeno meno nemico, e quindi bisognerebbe introdurre una qualche norma dove in situazioni di incertezza della norma vale la ragionevolezza e il buon senso. Faccio un esempio che di questi giorni che io ho stigmatizzato molto, cioè sostanzialmente il tema che un cittadino, l'ASL, gli ha pagato dovuta. Sì. D'accordo, e cosa ha fatto? L'ha restituita. Solo che con quella cifra in più lui ha superato il tetto della mini flat tax di 85.000. Ebbene, pur avendola restituita, l'Agenzia delle Entrate gli ha ripreso la tassazione l'ha fatto uscire dalla mini flat tax perché aveva superato, ma in realtà non aveva superato perché quel compenso non è dovuto e non l'ha neanche ottenuto, l'ha restituito. Che a un certo punto deve prevalere il buon senso. Ecco, questo è assolutamente importante. Ecco, onorevole, un'ultimissima cosa, sa, non è che ce l'abbiamo tutti i giorni in radio lei, poi magari non lo sa. Io avevo letto su qualche giornale che praticamente il governo si apprestava a fare una delle tante leggi che poi probabilmente è abortita, cioè andiamo un po' oltre la rottamazione, la sospensione automatica delle esecuzioni, la sospensione nell'ambito del processo tributario, ovvero quando un cittadino fa causa, invece di fare decidere la commissione tributaria se c'è la sospensione o non c'è, ex legge diventa sospeso. Cosa ne pensa dell'idea e se sa se la legge è stata ovviamente non approvata o comunque è in corso di approvazione? Diciamo che in caso di processo tributario attualmente c'è l'iscrizione di 1/3 della cartella, però il cittadino ha la possibilità di chiedere la sospensione. Ecco, forse questo tema qui situazioni, cioè del tributario che spesso va a favore del cittadino e che il cittadino debba pagare qualcosa in anticipo che poi si rivela essere non dovuto, o bisogna fare una grossa riflessione e intervenire. Comunque in tutti i casi io ritengo che il rapporto ancora adesso sia molto squilibrato a favore dell'Agenzia delle Entrate, il rapporto cittadino-fisco, quindi bisogna semplificare, burocratizzare e rendere più umano il fisco, perché è già molto caro, perché ovviamente la tassazione in Italia è molto elevata da sempre, no? Poi lascio a chi semplifica, ma in realtà la tassazione è elevata da decenni e quindi almeno a fronte di una tassazione ma che non diminuisce, che almeno
semplice, ecco, perché la maggior tassa che alla fine pagano gli italiani non è nemmeno un'imposta o un'altra, ma vale alcuni miliardi, perché calcolare le imposte, tenere le contabilità, tenere l'amministrazione di aziende o di piccole attività ha un costo, è il costo della complicazione è ancora più alto in Italia rispetto ad altri paesi. Pronto? Sì, Eccomi. onorevole. Senta, nel frattempo è arrivato un messaggio qui al 340-670-9659, Dani da Como, che ci dice: ciao Antonino, sto ascoltando l'onorevole Gusmeroli, non è la prima volta che lo ascolto, è sempre preciso e puntuale. La Lega dovrebbe proporlo come sindaco di Milano, sarebbe il top. Lei farebbe il salto da Arona a Milano? Io, se devo essere sincero, sì. Benissimo, ma se c'è una città che è amministrata male è Roma, e se dovessi fare il sindaco, farei il sindaco di Roma, perché il sindaco di Roma parte da una situazione talmente difficile, una città meravigliosa tenuta in un modo terribile. Quindi ci pare di capire come che... Roma. Capisco, molto bene. Io faccio già il sindaco della mia piccolissima città, Roma, sul Lago Maggiore, farei il sindaco di Roma, ecco. Direi. Ovviamente scherzo. Senta, adesso è tempo di carnevale, che si fa ad Arona? Allora, noi intanto dopodomani, che è San Valentino, facciamo la prima festa di San Valentino di Arona, quindi abbiamo tutta la città addobbata con fuori e non fuori, facciamo un DJ set in mezzo ai giardini pubblici con tutti i giovani, organizzato dai giovani, per i giovani, con i giovani. Poi abbiamo tutta un'area emozionale con fuori lucchetti, eccetera, eccetera, e poi locali che fanno feste dappertutto. Quindi è tutta la città in festa. Lo facciamo per funziona classico di Arona, come è stata la festa di Capodanno. Quest'anno abbiamo avuto 4.000 persone e insomma, diciamo 4.100 persone. Molto bene, onorevole. Avvocato De Filippi, è ancora con noi? Sì, sento male gli ultimi momenti, ma ho capito abbastanza tutto. Beh, io sinceramente penso che un personaggio come Gusmeroli starebbe bene a Milano, perché Milano è messa male, molto male, non sarà messa male come Roma, ma avrebbe bisogno delle cure di un personaggio come l'onorevole Gusmeroli. Detto questo, volevo dire un'altra cosa, che ci fossero politici come Gusmeroli e la Lega, con questa situazione di prendersi a cuore una rottamazione che abbiamo capito che interessa soprattutto la Lega, e anche gli alleati di governo sono, diciamo, freddini su questo, fa capire al popolo che la Lega vuole veramente venire incontro a chi è in difficoltà, e quindi meriterebbe non quell'8,5-9%, ma meriterebbe di raddoppiare 2 volte o 3 volte i suoi consensi. Direi. Allora, tiriamo un po' le somme di questa conversazione, avvocato. Beh, io ti dico, caro Antonino, che questa rottamazione, che Gusmeroli, che è venuto 3 volte in radio a spiegarla, e quindi con lui abbiamo un valore aggiunto, perché ci dice anche cose del futuro, e abbiamo capito stasera, e ci auguriamo che la rottamazione venga aperta ancora, la sua rottamazione, la rottamazione della Lega, venga aperta ancora di più, perché i cittadini possano avere un rapporto meno nemico, come dice lui, col fisco. Poi
ovviamente è anche interesse dello Stato avere una rottamazione di questo genere, perché se tanto la gente non ce la fa, le aziende non riescono, i professionisti faticano, è chiaro che venire incontro a chi non riesce, e non parliamo di evasori perché è un alibi, ma parliamo di persone in difficoltà, contribuenti onesti che pagano le tasse ma non riescono, vorrebbero pagarle ma non riescono, dichiarano tutto e non ce la fanno. Allora il sistema deve fare autocritica, un po' come faceva il vecchio Partito Comunista Italiano, dove quando perdeva le elezioni molto spesso. L'autocritica del sistema è riformare lo Stato. Lo Stato con le tasse così pesanti non va bene e quindi dovrà poi riformare lo Stato integralmente, perché a seguito di una mancanza di fondi, di introiti dell'erario, ovviamente dovrà ripensare tutto il sistema e soprattutto con l'intelligenza artificiale rinunciare a tanti dipendenti pubblici che dovranno essere per forza riassorbiti dal sistema privato. Onorevole Gusmeroli, e lei che conclusioni trae? Diciamo che un po' quello che avete detto voi, cioè alla fine la Lega è quella che è vicina al cittadino, quindi viviamo un momento sicuramente non facile, però se la gente guarda le cose che vengono fatte, i provvedimenti approvati, gli interventi a favore del cittadino, non ha dubbi anche quando poi si tratterà di tradurre tutto ciò in un voto. Ecco, noi ce la mettiamo tutta, ci siamo impegnati sull'energia, sulla diminuzione delle bollette, abbiamo fatto un grandissimo lavoro, abbiamo fatto un lavoro sul fisco, ovviamente sono spesso facciamo fatica anche a comunicarlo, però quando si tratta di essere dalla parte del cittadino la Lega c'è. Molto bene. Caro allora, Antonino, sarebbe opportuno invitare Salvini in radio, io te l'ho già detto, perché su questi argomenti ovviamente potrebbe, non peraltro l'onorevole Gusmeroli è stato chiarissimo, ma forse potrebbe dare ancora un contributo in più per far capire ai cittadini che la Lega sta lavorando per loro. Certamente. Allora, grazie a entrambi e al piacere di risentirci presto. Benissimo. Grazie a tutti. Grazie onorevole Gusmeroli, buon viaggio e buona serata. Noi con l'avvocato De Filippi di nuovo ci ritroviamo settimana prossima. Un saluto a tutti. Grazie. Sigla, poi pausa. Gianni Morandi, Banana e Lampone del 1994. Tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. L'orologio batte l'una, tu sei fuori chissà dove, giro nudo per la casa, dimmi tu se questa è vita, tu che esci con le amiche, dici, io che resto qui a pensare, ore, se poi è vero per davvero, o ti vedi con qualcuno, guarda un po' televisione, c'è del pollo dentro il frigo, mangia e prova a immaginare, le tue mosse e le parole, è che sono un po' geloso, scemo, ma ti amo per davvero, sì vabbè l'autonomia, ma ricorda che sei mia. Banane, lampone, chi c'era con te? Chi c'era stasera? Io sono il tuo amore, sei solo per me. Apro un libro di avventure,
è una nuova distrazione. Poi vorrei telefonare, mi dovrei un po' sfogare. È che sono assai nervoso, sono le 2, tu sei lontana, quasi quasi cado in piedi, vado a casa di Maria. Ho sentito l'ascensore, gira chiave nel portone, faccio finta di dormire e tu invece vuoi parlare. Sono stata a chiacchierare ore, ogni tanto sai ci vuole, hanno tutte dei problemi, per fortuna io ho te, amore. Banane, lampone, chi c'era con te? Chi c'era stasera? Sono il tuo amore, sei solo per me. Banane, lampone, chi c'era con te? Chi c'era stasera? Io sono il tuo amore, sei solo per me. Banane, lampone. Nuova tela linea, Antonino. Chi c'era con te? Gianni Morandi, anno di grazia 1994, Banane e Lampone, le 19:41 minuti e 33 secondi. Abbiamo pochi minuti, c'è una telefonata 0292947222. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, vai col punto che il tempo è poco. Bonsoir, un saluto noblesse oblige. Madame, monsieur, comment ça va? Ça va bien? Welcome, ladies and gentlemen. Il drive time in mezzo ai fatti conduce Antonino Danna sulle magiche onde di Radio Libertà, la talk radio per eccellenza. Allora, vuoi annunciarvi gentilmente, Antonino? Il punto di Michele Caruso, vai. Eccomi. Dunque, caso Cruz Montana. A quanto pare Jessica Moretti confessa mai prove di evacuazione perché nessuno ce l'ha chiesto, ma i fatti parlano chiaro. Ieri una stretta di mano con Leila Micheloud, madre di due ragazze ferite alla Constellation, oggi le urla e gli spintoni di altri familiari delle vittime. E così il percorso di riappacificazione tentato da Jacques e Jessica Moretti sembrava ben avviato. Meno di 24 ore dopo è diventato difficile, quasi impraticabile, dopo che i proprietari della Constellation in Svizzera sono stati aggrediti. Poco prima delle 9, al loro arrivo al campus universitario per interrogatorio di Jessica, si è scatenato un drammatico e inaspettato parapiglia con urla e accuse a favore di telecamere. E dunque Capodanno con 41 morti e 115 feriti, in cui Jessica ha dovuto ammettere davanti agli inquirenti alcune falle della sicurezza del disco bar, tra cui quella sulle prove di evocazione. Lei dice di non saper che fossero mai state fatte perché nessuno aveva mai detto che dovevano farle. Così si è giustificata. Prima dell'udienza la situazione è sfuggita di mano e l'unico poliziotto presente ha potuto fare ben poco per evitare il contatto tra chi stava protestando e i Moretti. E tante ore hanno acquisito la mafia, avete pagato 200.000 franchi ed è finita. E dunque un caso come quello della Constellation, dei fatti di Capodanno, in cui Jacques, il proprietario, si è preso le sue responsabilità, ha ammesso la colpa, ha commentato che però non prenderà niente, questa gente non ha il cuore, solo il cuore dei soldi. Gli avvocati di Jacques e Jessica Moretti hanno così escluso il faccia a faccia pensando di proteggere i loro clienti, raggiungendo l'aula dai sotterranei dell'università. E vado a concludere. Dunque a quanto pare questo Capodanno era privo di sorveglianza, di sicurezza. Si tornerà a parlarne già lunedì prossimo, 6 febbraio, quando sarà interrogato anche chi era deputato a fare sì che ci fosse una sorveglianza. Sembrerebbe che non fossero fatti funzionare gli estintori, il che la dice lunga. Vedremo come evolverà la situazione. Tu che cosa ne pensi? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Penso che noi viviamo di stereotipi e questa storia che la Svizzera è un gran posto dove c'è il diritto, dove c'è questo, dove c'è quello,
Beh, la Svizzera in questa storia di Crans-Montana sta facendo una figura barbina che la metà basta. E spero comunque che abbiano la decenza di dare un minimo di giustizia alle famiglie, non fosse altro che quei poveri ragazzi erano andati lì per divertirsi, e c'è chi è uscito a piedi davanti e chi invece si è fatto 50 e più giorni di, come si dice, 50 e più giorni di ospedale rischiando la vita. Non ho altro da aggiungere. Quanto al percorso di giustizia riparativa, la giustizia riparativa, sì, va bene, tutto quello che volete, ma prima vogliamo una giustizia sostanziale, anche perché la giustizia riparativa si fa in due, con chi parla e chi ascolta, e non mi pare che i parenti delle vittime ora abbiano bisogno di ascoltare i titolari del Costellation. Va bene, chiudiamo qui, ci salutiamo con Fiorella Mannoia, Come si cambia, del 1984, appuntamento domani alle 17:30 sulle magiche onde di Radio Libertà con Chilometro Zoom. Io e Lorenzo Viviani, grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.